Buongiorno Italia. Purtroppo siamo arrivati all'ultima puntata, però per alcuni è una delle puntate più interessanti, ossia come diamine si montano queste batterie al litio. Le puntine del mondo, Diego, Mirko, Amuiere e tutti quanti declinano di ogni responsabilità per qualsiasi disastro che combinerai montandoti le batterie. Eventualmente il consiglio che ti diamo è rivolgiti sempre a un professionista. Nella zona qui del Veneto sai che c'è il Mirko disponibile. Ok, allora, come prima fase si procede all'installazione di un cavo aggiuntivo di una sezione adeguata, in questo caso noi usiamo un 10 mm quadri per praticamente aiutare l'impianto già esistente di origine. 10 mm in questo caso è sufficiente perché c'è già di origine un cavo abbastanza serio. Se non dovesse bastare si procede all'installazione di un 25, anche di un 35 mm in base alla grandezza dell'impianto. Adesso installiamo un portafusibili triplo. Dove direte perché triplo? Perché intanto un posto va già dedicato all'alimentazione principale, i due sono per ulteriori aggiunzioni in futuro, non si sa mai, magari si deve aggiungere, non so, un cavo di un'altra. Abbiamo già le linee predisposte. I serpenti, torna dentro, torna in cuccia. Puffi, puffi. Allora, adesso passiamo all'installazione del famoso DC-DC. Questa è la batteria motore, il più della batteria motore. Questa è la massa comune per tutti. Questo è il positivo che viene dalla batteria servizi. Dopo, in aggiunta, questo bellissimo regolatore ha il sensore di temperatura, abbiamo il Bluetooth, l'uscita per lo schermetto aggiuntivo e questi simpaticissimi interruttori servono per la selezione del tipo di batteria che vai a usare. E dopo c'è addirittura il sensore di voltaggio, che è un altro optional, che va legato quando si ha più batterie soprattutto, quindi si mette un cavo del positivo da una parte e un cavo di un negativo dall'altra per avere il voltaggio esattamente perfetto. Adesso andiamo a collegare il famoso cavo che viene dall'alternatore al DC-DC tramite la sua vittina che ha una randella normale e una randella spaccata che fa sì che con le vibrazioni il tutto non si possa mollare e resti veramente saldo e la connessione sia al 100%. Vi ricordo che il DC-DC serve per regolare l'alternatore del veicolo. Quando ad esempio abbiamo un veicolo un po' datato, l'alternatore non sviluppa il voltaggio adeguato per caricare le famose batterie al litio. Però questo va benissimo anche se si usano batterie AGM, perché lui cos'è che fa? Alza l'amperaggio e il voltaggio per dar sì alle batterie una regolare carica fino al 100%. DC Italia, noi ACDC. DC, noi ACDC. Stacchiamo le vecchie batterie GM adesso, quindi eliminiamo anche collegamenti vecchi, non perché siano vecchi ma perché metà di questa roba non ci servirà. Oh ragazzi, ovviamente non posso trasmettervi, no, la sensazione di peso, però prima c'è roba che non ci lascio la schiena da ottantenne. Ho alzato la GM, la GM è sui 30 kg, qua siamo sugli 11 kg, quindi da 11 a 30 capirai che è quasi il triplo in meno. Difatti vedi, la posso tenere con due mani tranquillamente, mentre l'altra aveva appositamente la maniglia, una specie di cavo, diciamo una maniglia vera e propria per tirarla su, perché sennò uno dice come fai a prendere tutto sto peso. Ora posizioniamo le nuove batterie al litio. Signorine, benvenuti a casa. Mirko, non mi va la piastra a induzione! Ora siamo arrivati al momento in cui bisogna ricollegare i cavi, no? Praticamente queste batterie sono pronto uso o drop-in, come si vuol dire. Praticamente sarebbe che se tu hai dei cavi di sezione adeguata si procede al togliere le vecchie e installarle nuove tranquillamente senza problemi. Proseguiamo, adesso stiamo ricollegando tutti i negativi. Dopo ricollegheremo i vari positivi, vi farò vedere, anche perché nei vari positivi va fatto l'aggiunta di un fusibile. Dopo vi faremo vedere come si fa, ok? In questo momento ad esempio stiamo per finire di collegare i vari negativi. Parliamo di negativo, cioè il negativo di messa a terra o massa a terra del telaio e il negativo che andrà al DC charge. Beh, e quindi Mirko, adesso per la gente che magari non sa, tipo me,
questo positivo e negativo delle batterie a litio, no? Dov'è che vanno collegati? Cioè a cosa? Questo negativo va al DC-DC, Ok? poi Che è il dal regolatore, DC, una specie di stabilizzatore, esatto, regolatore. poi dal DC-DC si parte con un negativo, si va al negativo delle batterie. Ok. Positivo uguale, questo viene, ripeto, dalla batteria motore e da qui partirà il positivo che va alle batterie. Ah, ok, questo perché abbiamo questo DC-DC che fa da tramite, ma allora la mia domanda, che diventa un'altra domanda, è quel DC-DC a cosa va collegato? Cioè ai regolatori di carica, all'alimentatore del camper, dove va collegato sto... Da una parte va collegato alla batteria principale del veicolo o alternatore Ok? e dall'altra va collegata alle batterie al litio. Ok, quindi il resto dell'impianto resta come prima. Questo serve solo per fare da ottimizzatore e stabilizzatore dell'alternatore, che è quel motorino che c'è dentro al motore che serve per ricaricare le batterie, no? Quindi come le dinamo delle biciclette, il motore quando corre carica le batterie. Però con questo AC/DC, che in realtà si chiama DC/DC, stabilizzi un attimo questa corrente e la ottimizzi per ricaricare le batterie al litio. Poi tutto il resto, quindi carica batterie del camper, pannelli, regolatori di carica, resta come prima. Adesso stiamo montando lo shunt sui negativi, cioè vuol dire che dal negativo principale della batteria, nel mezzo di tutti gli altri negativi che arrivano dall'impianto vario, va collegato questo dispositivo. Ma cos'è sto shunt qua, questo Chantecler, cosa serve? Allora, praticamente lo shunt, come ti spiegavo ieri, serve a misurare l'entrata e l'uscita dei consumi del tuo veicolo e praticamente tramite il pannellino ti dirà tutte le indicazioni che tu vuoi. Questo parti dopo, hai sempre la possibilità di aggiungere quanti positivi che te vuoi. Ti che qua accomodi, non te che più da mettere qua a fare sonte, no, track, ti pini dentro, via. Fusibile e te parte dove te vuoi. Adesso installiamo la parte del positivo, quindi cavo, fusibile e ci va al raggruppatore di positivi che dopo parte va sempre al DC-DC. Continueremo a spiegare tutto quanto dettagliatamente, però come avrai brillantemente intuito non è cosa da tutti, cioè non è che uno che non mastica la materia si sveglia un giorno e inizia a fare ste robe. Fusibile di batteria 1, adesso facciamo fusibile di batteria 2. Il giorno dopo. E questo va detto, questo intermezzo, allora si stava quasi per abbandonare il progetto, ok? In quanto Pullmin è fatto in un modo molto particolare e molto complicato, non significa assolutamente che è sbagliato eccetera, ma delle cose molto complesse che chi non lo conosce non sa dove trovarle eccetera. Eravamo arrivati al punto insomma di abbandonare tutto, però sai, insomma, prova a immaginarti un Mirko più un Diego messi insieme, è ovvio che alla fine insomma ci si è riusciti. Stringi c'era un sistema che metteva in parallelo le batterie e con le litio non si poteva fare sta roba eccetera 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 eccetera. Si sono riusciti a bypassare sto discorso qua e quindi niente, si lavorerà col mega strafante che utilizza il generatore e le batterie e servizi non andranno a influenzare le batterie motore. Mentre Memo Parsingano, secondo me la batteria motore non è mai stata cambiata e quindi probabilmente è molto vecchia, è molto giù. Va bene, in ogni caso funziona, la teniamo. A mo' di esperimento dopo Mirko mi metterà un pulsantino per disattivare il mio parallelatore, quello della CBE che era stato messo l'altra volta. Quindi andrò avanti qualche mese diciamo col parallelatore disattivato. Se poi resto a piedi credo che basti riattivare il parallelatore e forse il motore riparte, forse. Per riassumerti un attimo la situazione, praticamente abbiamo fatto una prima prova non riuscendo a trovare dov'era il parallelatore, ok? Quindi quella cosa che collega la batteria motore alla batteria servizi. Ci siamo collegati direttamente al parallelatore.
per vedere come andavano i consumi quando tu giravi la chiave del cruscotto del camper. Cioè, c'erano degli spunti di ben 30 ampere in entrambe le direzioni che insomma non andavano tanto bene. Fortunatamente, come ti ho spoilerato prima, no? Mirko e Diego sono riusciti a trovare il parallelatore, che insomma era anche in una posizione abbastanza difficile perché era sotto, diciamo, i tubi dell'acqua, e quindi insomma sono cose anche un po' delicate, insomma, sei da toccare eccetera, però insomma sono riusciti, l'hanno trovato. Pertanto ritorniamo a noi e abbiamo Mirko che si sgancia dal parallelatore e metterà in funzione il DC-DC, che non è l'ACDC che già ti avevo spiegato, che sto ACDC o DC-DC, se vuoi dirla in questa maniera, è quella cosa che serve a mantenere separate le batterie e contemporaneamente a caricarle nella maniera corretta. Guarda, Te una stramassa bene. questa notte non ho dormito. HT, tu ti hai fatto notte in bianco, l'unico Sì, che si caro. cacciava i coglioni su sta Che Sì. brutta persona che Sì, sono. caro, sì. Il diretto interessato se ne sbatteva altamente. Sì, caro, perché i Occhio professionisti... i figli che ti togli il Sì, filo, sì, giusto? caro, perché i professionisti di notte per risolvere i problemi pensa. Porca miseria. Io te l'ho sempre detto che sono una brutta persona, cioè se ancora da inizio canale che vado avanti con sta storia. Adesso sto scollegando il positivo principale che dà corrente alla cellula di Pulmin per collegarlo all'uscita del DC-DC. Si separano i cavi del parallelatore. Il fatto che ti amo non c'entra col discorso che ho voluto provare l'estintore dentro in camper e quindi ci sono le tende da lavare, le lenzuola da lavare, quelle cose là. No, quello no, è proprio una cosa che è separata. Come ha fatto Mirko per evitare le scintille, diciamo così, che sono normali quando si collega un dispositivo che ha dei condensatori grossi o le centraline eccetera. Una delle tecniche più facili è andare, diciamo così, decisi nell'appoggiare i connettori in modo che appunto non sfreghino ma vadano diretti in contatto velocemente. Veloci e decisi. Esatto. Nel dubbio, dai. Adesso entriamo con il positivo dalla batteria motore o batteria principale nel DC-DC. In questo caso ci mettiamo anche sotto il tappettino per limitare le vibrazioni e non tanto per tenerle ferme, in quanto Mirko ha preparato anche questi scalini, diciamo, per tenere bloccate le batterie. Quindi batterie più che bloccate e senza vibrazioni, si può andare a fare l'off-road. No, semplicemente non si usano staffe metalliche ma bensì di legno, perché altrimenti il metallo con la plastica può causare danni con le vibrazioni. L'ultimo passo dell'installazione di questa batteria al litio è l'installazione di questa centralina, che serve sì a fare praticamente che in quasi tutti i camper il sensore di batteria dall'alternatore è disponibile, in alcuni modelli no. In questo caso non era disponibile, per cui abbiamo utilizzato questa centralina che fa sì che dà il comando al DC-DC di attaccare o staccare la carica a seconda del voltaggio che arriva dall'alternatore. Ora passiamo all'ultimo cavo del battery monitor. Ok, il quale va inserito nello shunt. Adesso inseriamo l'ultima spinetta e voilà, voltaggio, ampere, consumo in watt, praticamente c'è tutto. Bene, adesso proviamo se tutto funziona. Yuri, vai, gira il quadro. Via. Quadro. Accensione. Adesso sta rilevando il voltaggio. Porto della su 1000 giri. Sì, accelera un po'. Vedi, è partito. 1000 Quindi sta precisi. cominciando a partire la carica. 5, 10, 15, 17, 22, 23, 24. Bene, è entrato in funzione, tutto regolare. Ventolina di raffreddamento del DC-DC è entrata in funzione, quindi siamo perfettamente a piombo. Arrivati a questo punto non ti resta altro che fissare il pannellino dove ti è più comodo. Io, vedi, nel mio caso l'ho messo vicino ai regolatori di carica, ossia i regolatori che portano l'energia dai pannelli alle batterie. Ovviamente ti ricordo che se hai bisogno di qualcuno che ti dà una mano a montarle, c'è sempre disponibile Mirko nella zona del Veneto. Pertanto ti salutiamo, speriamo di essere stati chiari, concisi e circoncisi e ci vediamo alla prossima. Ciao Italia! Ciao Italia!
Eccolo. Oh, crazy. All of you, you understand? Please for me. I love you like Fontaine and Belmondo. Vai, Figari!